morte di Alex Marangon rimane avvolta nel mistero. Venerdì l'autopsia sul 25enne ritrovato senza vita nel Piave, l'ipotesi dell'assunzione di allucinogeni, poi il bagno nel fiume, sul corpo un morso al fianco. Ore di angoscia per una cinquantenne trevigiana, Vincenza Saracino, scomparsa ieri pomeriggio dopo essere uscita dal lavoro a Preganziol. Se n'è andata in bicicletta e di lei più nessuna traccia. Benetton, ad un mese dall'insediamento del nuovo amministratore delegato, la proposta di applicare contratti di solidarietà al 40% dei lavoratori, il no dei sindacati, accordo penalizzante. L'avvocato ha incontrato in carcere Samuele Battistella, responsabile del pugno in faccia, Shinpei Tominaga. Tra i due, sostiene il difensore, potrebbe esserci stato uno scambio di insulti prima del dramma. Si sveglia nel cuore della notte, si ritrova faccia a faccia con un ladro incappucciato, attimi di terrore, quelli vissuti da madre e figlia nella loro villetta a Mogliano. Contrasto al lavoro sommerso e allo sfruttamento, blitz dei carabinieri a Fanzolo di Vedelago, scoperti 3 lavoratori in nero, multa da 10.000 euro per la titolare. ULSS 2 Marca Trevigiana, il punto del direttore generale Benazzi, esemplare nella riduzione delle liste d'attesa, ha recuperato l'87%, ma la sfida cresce con le nuove prescrizioni. Compra, gratta e vinci per 20 euro e vince 5 milioni. Il colpo grosso alla tabaccheria di Via Montello a Treviso. Il fortunato sarebbe un 60enne cliente abituale della rivendita. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. La morte di Alex Marangon rimane avvolta nel mistero. Venerdì l'autopsia, intanto emergono ulteriori particolari sulla festa New Age alla quale il giovane aveva partecipato nell'abbazia di Vidora. Alex aveva deciso di fare un bagno nel pomeriggio nel Piave, appunto, appena arrivato. Sentiamo. Alex aveva saputo della festa tramite un tam-tam, non conosceva direttamente gli organizzatori, un evento al quale hanno partecipato una ventina di persone dedito alla meditazione e all'ascolto di musica New Age con una frequenza di 432 Hz. Cosa sia accaduto alle 3 del mattino per far uscire il 25enne velocemente dall'abbazia di Vidor e borbottando qualcosa saranno le indagini ad accertarlo. La procura, con il pubblico ministero Giovanni Valmassoia, ha aperto un fascicolo come atto dovuto per morte come conseguenza di altro reato. Non ci sono al momento persone indagate. Sarà l'autopsia che sarà effettuata dall'anatomopatologo Alberto Furlanetto a chiarire le cause della morte del giovane. Venerdì mattina in tribunale a Treviso verrà conferito l'incarico e lo stesso giorno sarà eseguito l'esame autoptico e tutti gli accertamenti tossicologici per accertare le condizioni psicofisiche del ragazzo. All'evento, che abbraccia la medicina e la cultura delle tradizioni sciamaniche, i partecipanti potrebbero aver assunto la ayahuasca, una pianta considerata curativa ma che se presa in quantità maggiori potrebbe dare effetti allucinogeni. Tutte le ipotesi sono al vaglio degli inquirenti, nulla viene scartato né tralasciato. Se Alex fosse stato, ma il condizionale d'obbligo, sotto l'effetto di questa pianta, potrebbe essere uscito andando incontro alla tragedia. La zona è impervia ed il Piave da sempre pericoloso, ancor più con l'oscurità. Piave è un posto che quando ti sei accorto sei dentro nell'acqua e ti trovi con l'acqua veramente fonda, però qua per perdersi una persona sta un attimo, perché perdi la tramontana nel Piave. Nelle ultime ore si è svolto nell'obitorio dell'ospedale di Montebelluna un ulteriore esame esterno della salma. Il giovane non ha segni evidenti di aggressione, non ha nessuna ferita da difesa nelle mani. Ha una lesione all'addome ed un morso, forse causato da un animale. Inoltre aveva l'occhio ed una parte del volto tumefatto, ferite che potrebbero essere compatibili con l'urto del corpo trascinato dalla fortissima corrente del Piave per almeno 4 chilometri fino a dove è stato trovato, con pietre e rami presenti nel fiume. Intanto gli investigatori, dopo aver sentito i partecipanti all'evento, stanno continuando gli accertamenti sul cellulare di Alex per verificare se avesse o meno chiamato qualcuno prima della tragedia. Quando alle 3 era uscito, gli altri ragazzi, non vedendolo rientrare, lo avevano cercato fino alla mattina. Poi l'allarme e le ricerche, la speranza di ritrovarlo vivo si è infranta sul Piave, in un isolotto a Ciano del Montello.
È uscita dal lavoro a Preganziole ieri pomeriggio alle 17 ed in sella alla sua bicicletta si è allontanata. Verso le 17:30 è stata notata nei pressi del supermercato Iperlando, dopodiché di lei si sono perse le tracce. Sono ore di apprensione per la scomparsa di Vincenza Saracino, 50 anni, residente a Treviso, è alta 1,65 m, pesa 74 kg, ha capelli neri di media lunghezza ed occhi chiari. La prefettura di Treviso lancia l'appello a chiunque avesse sue notizie di contattare subito il 112. Vincenza Saracino al momento della scomparsa indossava una maglia e dei leggings a fantasia animalier, scarpe da ginnastica Nike ed una borsetta nera. Era in sella ad una city bike elettrica azzurra con cestino e portapacchi nero. Quindi ripetiamo l'appello: chiunque avesse sue notizie contatti il 112. E sono ancora senza esito le ricerche dell'84enne residente in centro a Treviso, che lunedì si è allontanato da casa facendo perdere le proprie tracce. Anche per tutta la giornata di oggi i vigili del fuoco l'hanno cercato a lungo, scandagliando le acque del Sile in zona lungo Sile Mattei e poi nei pressi della centrale, ma dell'anziano nessuna traccia. Le ricerche continuano. Ed ora la cronaca sindacale. Ad un mese dall'insediamento del nuovo amministratore delegato di Benetton, Claudio Sforza, la proposta nell'incontro tra delegati aziendali e rappresentanze sindacali di applicare ai lavoratori contratti di solidarietà fino al 40%. Il no dei sindacati. Noi siamo molto fiduciosi che l'azienda continui nella sua operatività e che continui nel suo lavoro. Non c'è timore quindi? Ma guardi, timore c'è sempre. Non sappiamo ancora nulla, quando sapremo qualcosa. Timori? Io sono sereno, dopo sì, siamo sereni. Tra chi è fiducioso, chi preferisce non commentare, chi invece qualche timore ce l'ha. È questo il clima che si respira fuori dagli stabilimenti Benetton a Ponzano, dopo la proposta presentata dal gruppo di applicare contratti di solidarietà al 40% per 6 mesi prorogabili. Il no deciso di tutte le sigle sindacali. Abbiamo rimandato al mittente questa proposta e da parte dell'azienda c'è stato, come dire, una promessa di revisione rispetto a quello che ci è stato portato ieri. Nonostante le difficoltà non ci saranno licenziamenti, ma dovendo correlare le risorse umane all'attuale volume d'affari verranno utilizzati gli ammortizzatori sociali. Ad annunciarlo circa un mese fa, poco dopo il suo insediamento, anche con un post sul suo profilo LinkedIn, il nuovo AD di Benetton, Claudio Sforza. Sacrificio che i sindacati non sono disposti ad accettare. Un 40% in questo momento vuol dire far pesare ancora di più la crisi alle famiglie che già hanno grosse difficoltà. A parte gli operai, diciamo che il sacrificio cade soprattutto nella parte impiegatizia, stiamo parlando di oltre 1000 persone, tra Ponzano e Castrette. La proposta va considerata come un'azione a tutela dei posti di lavoro, precisano fonti interne all'azienda e alle agenzie di stampa. Questo per evitare licenziamenti. Il no dei sindacati alla proposta ha fatto risolvere l'incontro in un nulla di fatto. Le nostre preoccupazioni sono di due tipi. Il primo, l'ammontare dei disagi e quindi la salvaguardia dell'aspetto salariale dei lavoratori. Ma quello più grande riguarda il futuro di Benetton, perché il sogno di tutti i lavoratori che ormai da oltre 10 anni vedono i bilanci in difficoltà è quello di ritornare ad essere un'azienda performante. Noi sostanzialmente chiediamo all'azienda di ridurre la percentuale di solidarietà, che significa ridurre il disagio ai lavoratori e, come dire, aiutare a colmare il gap tra la differenza del salario rispetto all'incidenza della solidarietà e quindi integrare magari la retribuzione al 100%. Decisioni e trattative dunque rimandate al prossimo incontro il 15 luglio con le sigle sindacali che chiedono venga anche presentato un piano industriale per capire quali saranno i progetti per il futuro dell'azienda. È tutto momentaneamente rimandato a lunedì, lo aspettiamo fiduciosi e abbiamo fiducia un po' in tutta la famiglia che comunque non è assente e siamo aperti alla discussione. Ed ancora cronaca, si sveglia nel cuore della notte, si trova faccia a faccia con un ladro incappucciato, attimi di terrore quelli vissuti da madre e figlia nella loro villetta a Mogliano. Vediamo.
Il ladro se l'è visto davanti lei? Il ladro me lo sono visto, sì, a 50 centimetri, sì. Si sveglia nel cuore della notte e si ritrova faccia a faccia con un ladro, in piedi, dritto di fronte a lei, con il volto nascosto da un passamontagna. Un vero incubo per Luisa, che stava dormendo a casa della mamma nella loro villetta in via Rimini a Mogliano. All'1:15 sento dei colpi fortissimi e mi sono alzata e sono scesa agli scalini, sono venuta qui in entrata e ho visto questo personaggio con il cappuccio nero in testa, aveva dei guanti neri, vestito di nero, sembrava un film veramente, un incubo, e quindi io mi sono avvicinata perché lui non si è accorto di me. Ma quando mi sono avvicinata ho cominciato a urlare: cosa fai? Vai via, vai via, vai via. Insomma, quindi questa cosa veramente... Lui ha alzato gli occhi, mi ha visto e è scappato. Nel frattempo lui aveva rotto il portone e il portone non riuscivo più a richiuderlo. Il tentato furto è stato denunciato ai carabinieri e le indagini sono iniziate subito, nonostante siano pochi gli elementi a disposizione dell'arma per identificare l'uomo. Il portone l'abbiamo fatto già riparare perché chiaramente io... Comunque questa era praticamente la fessura che ha ricavato, adesso l'abbiamo fatta incollare e qui però all'interno era già tutto aperto. In via Rimini il panico si è diffuso in fretta. Non è la prima volta che si verificano episodi del genere a casa nostra, ci dice Luisa. Noi siamo bersagliati, noi non è la prima volta, da noi sono venute tante volte, 8-9 volte, tutte sì. In tantissimi anni stiamo parlando, e hanno rubato con noi tantissimi anni fa, in 5 in casa, e ci hanno portato via un sacco di roba con 5 persone che dormivano in questa casa. In questa zona vivono molte persone anziane e siamo preoccupati per quello che potrebbe succedere, continua Luisa, nel caso i ladri reagissero. Ora mia madre come farà a rimanere in casa da sola? L'abitazione si trova in una zona poco frequentata a ridosso di un'ampia area verde che agevola la fuga dei banditi dopo i colpi. Intanto un appello a tutto il vicinato, perché tutti orecchie tese e occhi aperti, perché tutti ci si può dare una mano, ma anche le forze dell'ordine che chiaramente sì, devono, se possono, che siano più presenti. Ha nascosto in uno zainetto generi alimentari per un centinaio di euro e poi è scappato. È accaduto ieri pomeriggio all'Interspar di Casier. L'uomo, 52enne, originario di Napoli ma dimorante nella Marca, dopo aver rubato la merce è scappato, subito inseguito dagli addetti alla sicurezza che l'hanno raggiunto. Un vigilante si è stato aggredito e spinto a terra. L'uomo è stato intercettato dai carabinieri poco distante ed arrestato per rapina impropria. Questa mattina si è svolto il processo per direttissima. Al 52enne è stata disposta la misura cautelare in carcere. Ed incontro in carcere a Udine tra l'avvocato difensore e l'assistito Samuele Battistella, accusato appunto di aver sferrato il pugno mortale all'imprenditore giapponese Shinpei Tominaga a Udine. Il legale è pronto a fare ricorso al tribunale del riesame per Wedam, mentre Battistella intende proseguire la custodia cautelare in carcere. In questa fase il legale sta cercando di ricostruire i fatti. Sentiamo. Il pugno appare così, senza alcuna motivazione, ma in realtà si vede che ci sono diversi scambi di parole, probabilmente di insulti o qualcosa del genere, fra i ragazzi e il povero Tominaga. Rimane ancora irrisolto il nodo dei dialoghi tra Samuele Battistella e i suoi amici all'interno del Buonissimo Kebab, dove si è consumata la tragedia che ha provocato la morte di Shinpei Tominaga e lo stesso Tominaga e i suoi amici. L'avvocato Tino Maccarrone oggi ha incontrato Battistella in carcere, dove si trova in custodia cautelare insieme ai coetanei Wedam e Joma. Senza le conversazioni e considerando le condizioni di alterazione da consumo di alcolici di Battistella, è impossibile per la difesa ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Il ragazzo ha comunque ricordi assolutamente confusi, si è stupito di alcune cose, lui ricordava delle cose che effettivamente non sono avvenute. Per ora dunque nessun passo avanti nella ricostruzione dei fatti. L'avvocato non è ancora entrato in possesso dei video che sono agli atti delle indagini. Solo in quel momento potrà confrontare la versione del suo assistito con quella degli inquirenti. Vocale che non si sente,
un qualche peso nella ricostruzione reale della vicenda. Il saluto romano e poi la rissa, si tratta di 4 persone riconducibili ad ambienti dell'estrema destra trevigiana, già conosciute dalle forze dell'ordine, che nel maggio del 2020 erano entrati nel bar Indimenticabile Caffè in piazza Burchi e Lati a Treviso. Era bastato uno sguardo di troppo da parte di un avventore per scatenare il finimondo. 3 persone erano state aggredite e avevano riportato lesioni giudicate guaribili in qualche giorno. Oggi in tribunale a Treviso, ultima udienza del processo a carico dei 4 imputati difesi dall'avvocato Riccardo Adami. Il giovane accusato di aver fatto il saluto romano è stato assolto. Gli altri 3 che dovevano rispondere di lesioni per aver aggredito e picchiato le 3 vittime sono stati tutti condannati ad 8 mesi di reclusione. Ora tutto passa al giudice civile per il risarcimento del danno. Una delle vittime, che si era costituita parte civile, ha avuto un rimborso parziale di 2.000 euro. Condannato per l'estorsione al parroco di Campocroce di Mogliano, ma con alle spalle un'altra condanna per omicidio, nomade trevigiano 65enne torna di nuovo in carcere. Era in affidamento in prova ai servizi sociali, ma ha violato le prescrizioni che gli erano state imposte. I poliziotti della mobile l'hanno arrestato. Viola più volte l'affidamento in prova ai servizi sociali e torna in carcere. Nomade 65enne con una lunga carriera criminale alle spalle è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile della questura di Treviso. Dopo aver scontato diversi anni in carcere a Milano, l'uomo era uscito di galera ottenendo la misura alternativa alla detenzione, violando però più volte le prescrizioni che gli erano state imposte dal tribunale. È finito nuovamente dietro le sbarre. L'ultima condanna, 3 anni e 5 mesi, rimediata dal 65enne assieme al figlio, era relativa all'estorsione nei confronti dell'allora parroco di Campocroce di Mogliano. I 2 nomadi, proponendo un lavoro di restauro e lucidatura di oggetti sacri, avevano imbrogliato il sacerdote per poi minacciarlo, estorcendogli decine di migliaia di euro. Ma il curriculum del 65enne è arricchito da un reato ben più grave: l'omicidio nel 2000 di un uomo che avrebbe avuto una relazione con la moglie, reato per il quale il nomade era stato condannato a 14 anni di reclusione. Ogni volta uscito dal penitenziario era tornato a delinquere, e così anche quest'ultima volta non ha rispettato le prescrizioni dell'affidamento in prova, che gli è stato quindi revocato dal Tribunale di Venezia, riaprendo per lui le porte del carcere. Contrasto al lavoro sommerso e allo sfruttamento. Blitz dei carabinieri a Fanzolo di Vedelago, scoperti 3 lavoratori in nero, multa per il titolare da 10.000 euro. Li hanno trovati in un campo a Fanzolo di Vedelago in via Montegrappa, mentre sotto la pioggia battente stavano raccogliendo le zucchine. Il blitz dei carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro e dei militari dell'arma della locale stazione è scattato nella mattinata. I lavoratori sono stati rintracciati in un terreno agricolo. Si tratta di 4 cittadini di nazionalità indiana. Solo uno di questi, un 41enne, dalle prime verifiche pare fosse in regola, mentre gli altri 3, 2 giovani, poco più che ventenni, ed un 32enne sono risultati in nero. Al datore di lavoro 25enne, che aveva il terreno agricolo in locazione, anch'esso di nazionalità indiana, è stata sospesa l'attività fino a quando non regolarizza le posizioni. Non solo, ma gli è stata comminata un'elevata sanzione amministrativa prevista dalla normativa in materia appunto di lavoro in nero. Ci fermiamo ora per la pubblicità. A tra poco. Eccoci di nuovo in diretta, edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Carcere, nei giorni scorsi la comunicazione del sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari, che annunciava l'inserimento di nuovo personale anche nel carcere minorile di Treviso. L'associazione Antigone: ottimo segnale, ma i numeri non basteranno a colmare le carenze. Nell'ultimo periodo, sia per quanto riguarda primi e anche i secondi, l'organico è aumentato. Negli ultimi mesi numerose decine di nuovi educatori hanno appena preso servizio. Lo stesso vale per i direttori a partire dall'anno scorso. Nuovo personale nelle carceri. Comunicazione ufficiale del sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari, che da Roma aveva annunciato nei giorni scorsi l'inserimento a partire dall'8 luglio di 123 nuovi agenti nelle carceri minorili. 5 quelli che entreranno al carcere di Treviso. Da Antigone, associazione attenta ai diritti dei detenuti, un'azione importante ma non sufficiente a colmare le carenze di organico.
Ma la polizia penitenziaria da tanto tempo lo richiedeva, continua a richiederlo, infatti da diversi anni abbiamo una carenza d'organico di più o meno 15%, perché queste nuove risorse che cominceranno a lavorare a breve andranno ad aiutare, a sostenere gli operatori che già lavoravano negli istituti. Tuttavia mi chiedo se sia qualcosa di sufficiente. Un problema comune a tutte le regioni d'Italia che anche a causa del sovraffollamento e di strutture vetuste impediscono di fatto di portare a compimento programmi di reinserimento e rieducazione dei detenuti, attività che secondo i report dell'Associazione Antigone in Veneto viene spesso svolta dai volontari o dal terzo settore. Incontriamo spesso educatori incredibilmente affaticati, incredibilmente sotto organico, che faticano a svolgere il lavoro e il risultato solitamente è quello che questi diventano semplicemente dei luoghi di contenimento e di esclusione sociale e di isolamento. Isolamento e scarsa possibilità di avere accesso a professioni che aiutino al reinserimento sociale. Lavori che magari possono aiutare la persona reclusa, per esempio, di imparare un mestiere che magari può essere fatto anche una volta usciti dal carcere. È proprio questo collegamento che continua a mancare e che sicuramente va a contribuire in maniera forte agli alti tassi di recidiva presenti. Parliamo ora di sanità e liste d'attesa, il punto dell'ULSS 2 della Marca Trevigiana. Sentiamo. Qual è la situazione liste d'attesa nella Marca? La situazione di liste d'attesa nella Marca per quanto riguarda i galleggiamenti pregressi è stato fatto un ottimo lavoro. Ringrazio tutti i medici e gli infermieri, i collaboratori che lavorano, i CUP manager, cioè voglio dire è stato fatto un abbattimento del quasi l'87%, quindi devo dire che il risultato si vede e abbiamo questa grande soddisfazione. È chiaro che dovremo lavorare perché abbiamo un aumento del 17% delle richieste da parte ovviamente delle visite specialistiche, che significa per noi 561.000 visite in più nell'arco dell'anno 2024. L'ASL 2 Marca Trevigiana è prima in Veneto per la riduzione delle liste d'attesa, con una diminuzione dell'87% per le visite programmabili e del 94% per quelle differibili. Un risultato notevole specialmente considerando la carenza di circa 150 medici. Nonostante il successo, l'ASL 2 si confronta con un incremento del 17% nelle nuove prescrizioni nei primi 5 mesi del 2024, un trend che potrebbe portare a oltre 561.000 visite aggiuntive in un anno. Numeri incoraggianti per molti aspetti che però hanno anche un rovescio della medaglia. Negli ultimi mesi del 2024 le prestazioni galleggianti hanno rallentato la loro discesa a causa dell'aumento delle nuove prescrizioni. Comunque, nonostante questo, grazie alle azioni che sono state messe in opera, noi abbiamo registrato un grande miglioramento perché riusciamo a tenere il passo delle prestazioni che entrano ogni giorno, ogni settimana e riusciamo anche ad affrontare il cumulo delle prestazioni che avevamo in arretrato. La sfida è ora quella di bilanciare l'efficienza raggiunta nell'abbattimento delle liste d'attesa con la gestione dell'aumento delle richieste per garantire la sostenibilità a lungo termine del sistema sanitario trevigiano. Quindi la nostra organizzazione, i nostri medici, i nostri infermieri devono affrontare queste prestazioni in più che vengono prenotate e anche erogare tutte le prestazioni che erano già in arretrato. Ed ora riapriamo di nuovo la pagina della cronaca perché c'è un aggiornamento, ci sono delle notizie che arrivano dall'Interland trevigiano per un grave fatto di cronaca. Ci dice tutto in questo collegamento la nostra Daniela Sizzia assieme a Nicola Marcato. A te Daniela. Buongiorno, buonasera Marta, buonasera anche ai telespettatori. Lo vedete, la zona è delimitata all'interno di quell'area dove vedete la scientifica anche. È stato trovato il corpo di una persona, probabilmente di una donna, un omicidio. Questo è quello che sappiamo. La zona è stata transennata ovviamente perché è arrivata la scientifica, c'è un vai di persone, sono arrivate anche dei civili, forse i parenti della persona che è stata trovata morta nel
tardo pomeriggio di oggi. All'interno, le vedete, c'è un via vai di persone all'interno di quell'area dove c'è una casa, non sappiamo se è stata trovata all'interno o all'esterno, sappiamo solo che è una donna, che è un omicidio e null'altro. Purtroppo ancora le notizie sono frammentari, si stanno rincorrendo, si parlava della donna che era scomparsa, però ovviamente non c'è assolutamente nessuna ufficialità. Qui siamo in zona a confine tra Preganziol e Treviso e come vedete, eccolo qua, adesso il medico legale si sta recando lì dove c'è il corpo. Ovviamente come potete capire le indagini sono serrate, lì ci sono tutti i carabinieri, c'è la scientifica che sta andando e tornando, doveva arrivare anche il magistrato e il corpo è ancora lì. Null'altro purtroppo possiamo dirvi, perché in questo momento davvero abbiamo notizie frammentarie, sappiamo solo che è purtroppo l'ennesimo omicidio che avviene nella Marca. Vi ricordo, siamo a confine e questa poteva essere anche la strada percorsa dalla donna che si stava cercando e che era stata vista nella zona Iperlanda, che poi probabilmente stava andando verso Treviso. Queste però, ripeto, sono notizie non ufficiali di cui non abbiamo ancora nessuna ufficialità e ancora i carabinieri non ci hanno detto nulla, nemmeno il nome della vittima. Vedete che c'è un andirivieni del nucleo, sono gli uomini del nucleo investigativo, ci sono i carabinieri, ci sono le radiomobili, ci sono gli ufficiali e c'è la scientifica che sta effettuando i rilievi, corpo che è stato davvero trovato nel tardo pomeriggio di oggi. Marta, purtroppo queste ancora le notizie, perché non possiamo dirvi assolutamente nulla in più, perché ancora non abbiamo nessuna notizia ufficiale. Qualora dovessimo avere notizie ufficiali vi richiederemo la linea. Grazie, buon lavoro a Daniela Sizzia che si trova appunto a Preganziol con Nicola Marcato. Noi proseguiamo con un'altra notizia che riguarda la petizione popolare che è stata presentata da un gruppo di cittadini con la richiesta di rimozione di padre Giovanni Kirchner. Assurdo che una petizione popolare condizioni il trasferimento di un parroco all'indomani appunto della richiesta di rimozione di padre Kirchner da parte di alcuni cittadini. Arriva anche la risposta della diocesi di Treviso. La petizione, che è stata creata dal gruppo parrocchiale di Santa Maria del Sile e di Sant'Angelo a sostegno di una presunta selezione di determinate categorie di senza tetto ospitate da Don Giovanni piuttosto che altre, è stata respinta. Confidiamo nel ristabilimento del dialogo con toni pacati e rispettosi delle persone coinvolte per il bene di tutti e della comunità nel suo complesso. Si conclude così la nota di Monsignor Mauro Motterlini, vicario generale della diocesi di Treviso. Sabato i saldi al via, si attendono migliaia di visitatori all'outlet di Noventa di Piave. In accordo con l'amministrazione comunale si sono prese delle contromisure in termini di parcheggi e viabilità. Sentiamo. Saldi estivi al via sabato e all'outlet di Noventa di Piave si prendono le necessarie contromisure non solo per agevolare i clienti, ma anche per non intasare il traffico di una delle strade verso il mare più frequentate. Nelle giornate più calde in termini di afflusso, il sabato e la domenica, saranno messi in campo parcheggi extra. Inoltre, in accordo con l'amministrazione comunale e la polizia locale, in caso di rallentamenti sarà predisposta l'apertura di un canale di uscita su via Calnova verso la zona industriale per agevolare il flusso verso San Donà, il litorale e Cessalto, con il relativo innesto in A4. Ci aspettiamo flussi abbastanza importanti di qualche decina di migliaia di persone per giorno, anche se è vero che i flussi estivi sono molto più diluiti e proporzionati a cavallo delle giornate lungo tutta l'estate. Siamo consapevoli ovviamente dell'impatto sul traffico, quindi abbiamo deciso di estendere per i primi 2 weekend l'orario del centro, che aprirà dalle 9 del mattino e resterà aperto fino alle ore 21. Abbiamo predisposto i soliti parcheggi straordinari in zona industriale che
che saranno serviti attraverso una navetta in andata e in ritorno, unito al fatto che ci sono a disposizione numerose modalità diverse dell'auto per venire al centro. E poi i servizi ferroviari e i bus navetta, non solo da Piazzale Roma a Venezia e dalle spiagge. Novità dell'ultima ora, un nuovo servizio in accordo con MOM, l'azienda di trasporto pubblico trevigiana, attivo anche il venerdì, confermata all'aeroporto Canova, alla stazione dei treni e alla stazione dei bus di Treviso. Mezzi pubblici quindi per evitare l'eccessivo traffico da e per la cittadella dello shopping. E sempre nel segno del green, nell'area parcheggio sono state aumentate le colonnine di ricarica delle auto elettriche. Con l'ampliamento e la disponibilità di 20 colonnine che diventeranno poi il mese prossimo 40, sicuramente avrà modo di essere un servizio molto apprezzato sia dagli italiani che dai turisti. Ed ora una notizia che non mancherà di far sognare molte persone, è quella di una super vincita a Treviso, è quella che si è verificata nella tabaccheria di via Montello appena fuori mura. Sono stati vinti, pensate, ben 5 milioni di euro, la più grossa vincita mai realizzata in città. A vincere un cliente abituale della ricevitoria, un 60enne che ha acquistato un gratta e vinci da 20 euro e pochi istanti dopo ha scoperto di essere diventato milionario. Il biglietto ora è al sicuro in banca in attesa della conferma della vincita. Ed ora spazio alle notizie da Belluno e provincia. In primo piano la notizia della scomparsa di un turista tedesco di 73 anni che da sabato scorso manca da un bed and breakfast di Follina, dove era arrivato da qualche settimana, tappa di un lungo giro. Ieri sera intorno alle 21, su richiesta dei carabinieri, è stato attivato il soccorso alpino di Cortina. Il telefono del 73enne suona libero ma non risponde. La tracciatura lo ha individuato dapprima nella zona del Col Druchet, dove sono subito concentrate le ricerche stanotte, e poi nella zona di Pocol. Dell'uomo però nessuna traccia. A Cortina stanno operando, oltre ai volontari del soccorso alpino e ai militari della Guardia di Finanza, anche i vigili del fuoco che hanno effettuato sorvoli con droni dotati di apparecchiatura in grado di rilevare i cellulari. L'omicidio Costa, stamane è proseguita in Corte d'Assise l'istruttoria per l'acquisizione delle testimonianze sull'omicidio del 56enne la notte fra il 6 e il 7 maggio dello scorso anno a Fenera di Alano di Piave. Oggi 7 ville, complicati, esame, controesame dei testi, tra tanti non so e non ricordo. Udienza numero 2 in Corte d'Assise a Belluno per il processo a carico dei dominicani Pedro Dominguez e Junior Sedano, accusati dell'omicidio di Antonio Costa avvenuto lo scorso anno, la notte fra il 6 e 7 maggio all'esterno del Cangur Bar a Fener di Alano, in comune di Sette Ville. Conclusa l'escussione dei testi qualificati, cioè degli agenti di polizia giudiziaria che hanno spiegato come si è svolta l'attività investigativa, stamattina al terzo piano del Palazzo di Giustizia, di fronte ai togati Antonella Coniglio, presidente, e Federico Montalto Alatere e ai popolari, è iniziata la sfilata degli avventori del locale in cui la sera dell'omicidio si stava svolgendo una festa latinoamericana. Stiamo procedendo con grande velocità in realtà per questo processo, proprio perché con il nostro imputato detenuto e con la profonda convinzione che sia innocente è importante riuscire ad arrivare in fondo presto. Rimettere in fila le testimonianze verbalizzate almeno 2 volte controfirmate ai carabinieri non è stato semplice né per l'accusa, con il PM Alberto Primavera, titolare del fascicolo, né per le difese, Serrangeli e Stellin per Dominguez, Azzalini e Gasperin per Sedano, Marchetti per la parte civile. Tanti non so, non ricordo hanno spazientito la presidente Coniglio, che in un caso si è vista costretta a richiamare un teste al rispetto della verità. Per tutti è chiaro che quella sera accadde certo un diverbio che coinvolse anche Antonio Toni Costa, che uno dei testi afferma di aver notato possedere un coltello la cui lama spuntava dalla tasca del pantalone e che la stessa vittima venne soccorsa in fin di vita con una ferita d'arma da taglio e un ematoma al volto. Per il resto blackout totale nel vero senso del termine, perché è proprio sull'interruzione di energia elettrica che quella notte per almeno 7 minuti oscurò tutta la zona e mandò in tilt il sistema di videosorveglianza che punta la difesa, certa dell'innocenza di Pedro Dominguez, che è recluso a Baldenic dal 7 maggio dello scorso anno. Quello che ho sempre detto a lui è di rimanere a disposizione per poter consentire l'accertamento dei fatti, che bisogna affrontare questa cosa con una sorta di, si potrebbe pensare alla rassegnazione, no? Però il concetto è proprio questo, siamo tutti a disposizione della giustizia, noi avvocati che prestiamo giuramento alla giustizia lo siamo per primi e quindi è un qualche cosa che va accettato quando succedono fatti così rilevanti.
Ecco perché lo accettiamo che sia in carcere, per quanto ormai oggi sempre più consapevoli della sua innocenza. A piede libero, nonostante le reiterate richieste di misura cautelare da parte del PM Primavera, Junior Sedano, padre del fidanzato della giovane nei confronti della quale Costa quella sera avrebbe rivolto apprezzamenti pesanti. Dominguez, vedovo, ha 4 figli. C'era stata una raccolta di fondi proprio perché, mancando il capofamiglia, a quel punto mancava anche la fonte principale di sostentamento, però oltre ai 2 figli piccoli di 10 anni gemelli ci sono i 2 figli grandi che si stanno occupando di tutto e che insomma ci rendono orgogliosi. Fiamme nella notte a Castellavazzo, in via Roma, Longarone, 2 auto per cause ignote hanno preso fuoco e fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. L'allarme al 115 è arrivato intorno all'1:30 della scorsa notte. I vigili del fuoco sono arrivati dalla centrale di Belluno e hanno operato con il supporto dei volontari per spegnere il rogo delle auto, una delle 2 alimentata a GPL, evitando che le fiamme si propagassero ad un'abitazione attigua. I carabinieri con i tecnici antincendio dei vigili del fuoco hanno eseguito tutti gli accertamenti per chiarire la vicenda. Al momento non si escluderebbe la pista del dolo. Le operazioni dei vigili del fuoco sono terminate all'alba. E si è concluso attorno alle 2 l'intervento che ha visto impegnati il soccorso alpino di Auronzo e l'elicottero della Jut Alpine Dolomites di Bolzano nel recupero di 2 alpinisti rimasti incrodati dal rientro della scalata dei Cadini di Misurina. I 2 alpinisti, un moldavo di 35 anni ed una rumena di 30, dopo essere arrivati in cima avevano iniziato le calate in corda doppia a ritroso dalla via appena salita, sbagliando perché il rientro si effettua a nord dalla parte opposta. Di conseguenza non sono stati più in grado di proseguire la distesa in parete. La richiesta d'aiuto lanciata attraverso un satellitare ha attivato poco prima delle 22 la centrale del 118. Arrivati sul posto i soccorritori hanno individuato la coppia anche grazie all'ausilio di droni con termocamera in dotazione al soccorso alpino. Viste le condizioni meteo in peggioramento è stato richiesto l'ausilio dell'elicottero e i 2 sono stati riportati al campo base a Misurina. La sanità ora con il punto sulle liste d'attesa dell'ULSS 1 Dolomiti. Sentiamo. Abbiamo fatto un buon lavoro, ma non basta, dobbiamo continuare a lavorare nel dare le risposte nel rispetto delle tempistiche appunto delle richieste. In un solo anno, da giugno 2023 a giugno 2024, azzerate le prestazioni con priorità B entro 10 giorni dal contatto, ridotte di quasi il 90% le prestazioni con priorità D, decisamente più lento il recupero di quelle con priorità P entro 90 giorni. All'ULSS Dolomiti la task force liste d'attesa guidata dal dottor Giacomo Longo ha svolto un lavoro di valutazione della congruità e appropriatezza delle prescrizioni, aumentate di oltre 100.000 unità negli ultimi 2 anni sia da parte dei medici di medicina generale che degli specialisti. Va da sé che l'aumento delle prescrizioni corrisponde a un aumento delle prestazioni. La maggior parte delle prestazioni vengono erogate dal pubblico, il 94,5%, e al privato accreditato le prestazioni sono del 5%, quindi una prevalenza del pubblico molto importante nell'area bellunese che testimonia appunto questo impegno pubblico. La parola d'ordine per modulare le liste d'attesa, spiega il commissario Dal Ben, è appropriatezza. Quello che deve essere seguito quando viene fatta una prescrizione. Però diamo anche delle modalità diverse per quanto riguarda l'erogazione della prestazione. Abbiamo visto le visite che vengono fatte in orario serale nei giorni prefestivi e festivi e anche quelle che si possono fare attraverso il sistema della telemedicina. L'invito ai medici è quello di avvalersi del teleconsulto con i professionisti, a utilizzarlo per migliorare i processi anche tra discipline diverse. Tra le azioni in campo l'acquisto di prestazioni aggiuntive dal personale dell'ULSS, l'unità mobile per la risonanza magnetica che ha eseguito oltre 1.100 esami, ambulatori aggiuntivi con i medici degli ospedali di Treviso e di Padova, un investimento che sfiora il 1,5 milioni di euro, con un occhio di riguardo ai fragili, chiosa il dottor Dal Ben. Il tema della persona fragile è un tema che è molto importante, soprattutto nell'area qui bellunese, e quindi c'è questa attività che stiamo cercando di sviluppare, che stiamo sviluppando della medicina di prossimità. Quindi cercando di, limitare per quanto possibile quelli che sono i viaggi dalle aree più lontane dal centro dell'ospedale di Belluno o di Feltre, utilizzando
il più possibile gli ospedali di Pieve e di Agordo. Ed è tutto per questa edizione, vi ringrazio per essere stati con noi. Subito dopo la sigla le previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci.